Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo ai Giochi Olimpici, giornata 9 di Tokyo 2020 e abbiamo BMX uomini e donne. Dopo il BMX freestyle c'è il BMX normale, dicevo. E vediamo cosa combiniamo. Se riusciamo a qualificarci alla finale. Ok ciclisti, blocchi di partenza, ciclisti pronti, attenzione ai cancelli. Via! Vai, Salto fantastico, diciamo che il primo turno è facilissimo. salto meraviglioso, Però in realtà siamo qualificati alla finale con sul freestyle uomini. salto perfetto, Che succede? salto incredibile, Bravo Kume, bravo Kume. Stiamo dominando, ma le qualificazioni le dominiamo sempre. rettilineo finale, Oi, veloce Kume. Ok, dominio totale. Semifinali. Chiaramente se non ci qualifichiamo diamo per buoni i risultati della semifinale, ovviamente per le medaglie. Vai raga. Semifinali. Semifinal match. Vai. ok ciclisti, blocchi di partenza, ciclisti pronti, attenzione ai cancelli. Via! Vai. Si va, si va, si va, si va. Perfetto. Attenzione che non siamo messi benissimo. Ecco, te pareva. Bravo Kume. La leggenda. Leggenda veneziana, no. Guarda come mi buttano via. Maledetti. Molto godo, molto godo. Salto incredibile, salto meraviglioso, Alla grande Kumendino. Ma perché si blocca di tanto, cazzo? rettilineo finale, Dai, 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 dai. E primi anche in semifinale, ragazzi. E si gode a manetta. Ci voliamo in finale. Chiaramente Bolivia e Ucraina le vedremo, ma questo è ovvio, perché purtroppo il gioco è fatto col culo. E le finali saranno diverse con altre nazioni. Ma vabbè, scusa un attimo. Vai raga, andiamo per la finale. ok ciclisti, blocchi di partenza, ciclisti pronti, Non serve una medaglia nel BMX. Mamma mia, partenza orribilante però. Dai, 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 possiamo farcela. Sono delle bestie. Guarda quello del Belgio. No, cos'è? Belgio o Germania? Non lo so. Attenzione. Grande Kume. Attenzione che la medaglia non è impossibile. Per adesso mi hanno preso tanto. Perfetto. 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 No, maledetti, no. No, 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 no. 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 Sono una pipa obesa. L'obesotto, fiore, l'obesotto. Vai. Ultimo peccato. Vediamo le medaglie. Svizzera, Norvegia, Costa d'Avorio. Oh, ma la Norvegia prende sempre medaglie. Sembra sì, il femminile. Le Olimpiadi invernali, cazzo. Svizzera, oro. Norvegia,
argento e Costa d'Avorio, bronzo. Entra anche la Costa d'Avorio, ragazzi. Ok, adesso andiamo per il maschile, però facciamo vedere solo la finale, semifinale. Se in semifinale faccio vedere i risultati. Siamo in finale anche per il BMX maschile e vediamo cosa riusciamo a portare a casa. Sarebbe bella una medaglietta, però sappiamo che non sono proprio le mie discipline queste. Vediamo chi abbiamo, diciamo, come rivali. La Russia, vediamo se riesce. E gli Stati Uniti, chiaramente, ci sono, siamo ovunque andiamo. Gli States, ci sono. Ok, ciclisti, blocchi di partenza. Ciclisti pronti. Attenzione ai cancelli. Vai, ai ai ai. Poteva andare meglio qua. Salto incredibile. Merda. Siamo ultimissimi. Ma perché devo sempre beccare qualcuno? Salto fantastico. Ocio. No, ho preso la pozzanghera, solo un pirla per prenderla lì. No, niente. Impossibile in finale. Dai, Cube, dai. Bravo qua. Niente, mi becco sempre gli avversari, io me li becco. Dai, evitiamo gli scontri. Bravo qua, bravo l'internazzo. Dai, Cube, almeno il bronzo. Niente da fare. 7. Nuovo record. Nuovo record. Peccato. Ti prego, non gli States primi, però. Svizzera. Cavolo, 3 squadre pari merito. Angola, 50 medaglie. Svizzera maestra di sport. Incredibile. USA comunque l'argento se lo becca. Angola. Russia, che finalmente prende la medaglietta. E Irlanda. Ok, ragazzi. Ci becchiamo adesso per l'arrampicata sportiva. Beh, a questo punto lo facciamo direttamente da qua. Arrampicata sportiva. Un attimo a fare il tutorial, facciamolo insieme. Questa mi ricordo che era una pippa atroce, Sono molto atroce qua. Allora. L. Mamma mia. Ah, ok. Ce la farò, ragazzi. Vedete che useremo questo come classifica perché penso che andrà fuori al first turn. Ok, siamo contro la Spagna. L'astro nascente. Vai, non so, spero che mettono le classifiche, se no dovrò andare seguendo il bonus Giappone. Pronto? Via! Vai. Ma no, è impossibile. Dai. No. Ah no, dai, non sto andando malissimo. Oh, ne ho visti di peggio, dai, Cube. Godo. Non ci credo, non pensavo di farsela. Ok, teniamoci buona la Spagna come bronzo in caso se dovessi vedere la classifica perché... sì, vedendo qua come è fatto il gioco la vedo dura. Siamo il Canada. Uganada. Abbiamo Uganada. Semifinali. Vai. In posizione. Vai ragazzi, per questo sport, sinceramente le Olimpiadi non lo capisco comunque. Pronto? Via! Sì, ciao. Dai, Cube. No, vantaggio forse il Canada. Sì, vantaggio il Canada. Sì. Sconfitto. Sì.
Niente, non te lo fa vedere, ovviamente. Avanza l'evento per medaglia di bronzo. Ah no, che posso farlo allora, perfetto. Perché prima devo capire se mi danno le classifiche. Italia e Ungheria, ok. Finale per il terzo posto. Non è semplice, eh? Ungheria. Il razzo. Vai. In posizione. Vai Cuba. Pronto? Via! Vai. 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 Niente. Niente da fare. Ce la fa. Vai. Sconfitta! Vaffanculo. Allora mettiamo Giappone per il bonus. Giappone, Canada, Ungheria. Allora. Giappone. Canada. E Ungheria. Che entra anche l'Ungheria nel medagliere. Ok. Adesso possiamo rifarla. Adesso abbiamo l'arrampicata maschile. E si va verso la gloria eterna. Qualificazione. Contro Blanco. Siamo contro In Blanco. posizione. Ricordo sempre il bonus Giappone perché è la squadra di casa, quindi se non sappiamo le medaglie o se il Giappone prende una medaglia possiamo sempre scalare di una posizione. Via! Ah, aspetta, adesso ho capito forse. Ok. In realtà va così. Dai. Sì, però devo spostare la freccia nel punto giusto. Sì, difficilissimo, raga, Molto difficile. Siamo contro l'Egitto. Siamo contro Mohamed Salah. Semifinali. Vai. In posizione. Vai, ragazzi. Pronto? Via! Vedi, è impossibile, ciao, no, facendolo così è impossibile. È impossibile. Vabbè. Ci ho provato, raga, ci ho provato. Sconfitta! Ma non riusciamo a prendere medaglie. La vedo dura. Questi sì, hanno fatto, diciamo, Tokyo e ha un modo di rapportarsi un po' curioso. Finale per il terzo posto. Ha dei minigiochi che non sono proprio il massimo, secondo me. Contro il Marocco, che probabilmente si beccherà il bronzo. Pronto? Via! Cosa fa? No, vabbè, ma è deficiente. È deficiente. Proviamoci. Niente, per poco. Marocco, Siviglia o bronzo. Sì. Ora abbiamo Giappone, Egitto e Marocco. Ci becchiamo adesso per il Keirin maschile, Keirin femminile. Siamo al Keirin femminile. Atmosphere, and this really should bring the best out of these. Vai, ragazzi. Kieran
is a massive sport in Japan, and those that go professional have to pass a special exam. They also have to undergo 15 Vai, 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 hours vai, of vai, 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 training. vai, vai. Great Britain out in front and in control. Have to be careful not to use all their stamina up straight away. Rubbing shoulders Dai, hard here. Kuma, dai. Sono i maestri inglesi. Physical in the middle of that pack. Now down to the sprint finish. This is really being wound up. This is going to be a quick race. Great Britain in first place. Ah, sono imbattibili gli inglesi. Careful here. Well, trying all sorts. Is that going to be the winning line going into the home straight? Great Britain take gold. Sì, inglesi proprio non li batti. Great Britain take first. Silver for South Africa. Third place and bronze for GBR. Italy. Sudafrica. E ci prendiamo una medaglia. Tanto Africa in questo medagliere di oggi, eh? È un bronzetto per l'Italia, ci sta sempre. Superb result. Maledetti. Oh, gli inglesi, c'hanno questo sport qua. Non c'è niente da fare. Vai, Kerin maschile. Finora né USA né Italia medaglie d'oro. Ready to get this event underway. Vai, Just over partenza a dir poco grottesche. the pace of the Ma legs, no. and now it's down to the athletes to create their Ma own vai fuori speed. dai maroni. Gradually winding things up as this event goes on. Niente da China fare. looking good so far. They're leading the way. Great Britain closing in Attenzione, on la them. Cina davanti alla Gran Bretagna fa già ridere così. All about having a good rhythm and a tactical brain. Starting to sprint as this pace really is wound on here. Attenzione che la Cina... ma adesso... Out in front, China. Now it's down to heart, now it's down to strength. niente da fare, niente da fare. Final bet. Gran Bretagna, Cina, Italia. Olympic champion and a new national hero. It's gold for Team GB. China takes silver, bronze for Italy. Dai, almeno 2 bronzetti ce li siamo pigliati. Gold for Great Britain. Adesso andiamo elastico uomini, elastico donne. Vai. Na, na, la, la. North Greenwich Arena. Since Beijing and these athletes Inizia la ginnastica, ragazzi. Inizia la ginnastica. must be shoved clear from their mind. Italy's hopes of gold in the trampoline event are perhaps slim at this Eccolo stage. qua. Flavio Cannone, ragazzi. Performance here could C'è Flavio Cannone. legacy for the nation. Proviamo questo, vediamo com'è. Absolutely no room for error. They only get one chance in this event, so selection of the routine is Aspetta. vital. No, perché? Well, if he's going to get some points on the board now, we Oi. need to see more tricks from him. Sa perché non va? Non ce la farò mai così. Ah, sono un coglionazzo, non ci credo. Ho sbagliato io. Come on, we really need to see the routine now. Boh. Executes that perfectly. L'ho capito un po' tardi. Precision right there. Well, he needs to get the tricks in now to get some points on the board. Oh, Ahia. landing on your back. È morto, signori. Score well with the judges. Bravo. Well, he really is leaping high, but he needs to get into this routine. Oh, this gymnast landing. Mamma on mia. there really needs to learn how to land on their feet. Niente da fare, difficile. Che esperto è un po' duro. On your back, that's not how it's meant to end. Mamma mia, sembra semplice. Non ricordavo più, cazzo. Points here. Finisce qua. Disastro italiano. Sì. Disastro, disastro, disastro. Of that performance then. Ottavo posto. Cina, Ucraina, GBR. See this one. And
the Ukraine finish in second place. They take home silver. Cina. On this occasion, they didn't quite have enough to become the Ucraina. champion, but I tell you what, it's an effort to be proud of. A really good shot GBR. from the British athlete. A place on the podium. Ma vabbè, pensavo un po' meglio, sinceramente. Inizia male la ginnastica italiana. Forse ho preteso un po' troppo. E dopo abbiamo volteggio maschile e femminile, ok. This is the massive North Greenwich Arena. Built Dai. originally for the Millennium celebrations. Now Facciamo esperto 1, dai. takes center stage. Real edge of the seat stuff. This really could be a fantastic routine No. if they get it right. Ok. Oh, fantastic. Oh, on your front. Ma perché You really sbaglio? need to pick it up now. Buono. Well, he's doing really well on the trampoline. Very impressive height on the bed now, but needs to get into the routine. Buono. Oh, showing great technique there. Buono. Well, that's got to help the points total. No. Bouncing up and down, just not good enough. It's the tricks that'll get in the points. Buono. Oh, really showing us a high skill level out there. Buono. Buono. Questo è Absolutely difficile però, amazing. Well, bouncing nicely here, but really needs to get into the routine now. No, sto sbagliando io. He's not going to get far in this competition just jumping up and down. Ma no, ma sei un He pirla needs to però. finish that routine on his feet, not his front. Niente. Peccato. Well, he really needs to get the tricks in now. Peccato, Beppe. Qualcosa ho fatto, non so se può bastare per una medaglietta. So let's indulge and have another look at this. Here's the replay. Settimo posto, mamma mia. E ancora Cina, Ucraina, GBR, come prima. And with a bronze medal, it's Great Britain. La Cina sta prendendo un po' di medaglie, Let's have a quick glance at the Solo la Russia non si vede. E adesso andiamo al volteggio. Vai. La 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 la. having hosted some of Qua the magari best proviamo concerts in the world, the North il Greenwich tutorial. Ah, ok. Quindi fino a qua. Ok. Ok. E dopo questo. Dai, non è difficile. Raga, voglio una medaglia qua. La pretendo. Italy's lone success in the vault came in 1932. Abbiamo questo. That was a good Ok. Since then, it's been a barren time. No, 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 no. However, a good performance here, and all that could change. No, ma perché? Non ne va una, non ne va una. Ginnastica inizia, era disastrosa. Contenta però. Well, let's get a recap on that one now. Here's the Terzo replay. posto per il momento. Non so come. Well, the gymnast's gone for the medium option here. If they do well in this routine now, they could really be on track Questo for è a difficile medal. però. Dai, dai, va bene, va bene. Forse una medaglietta arriva. Looking good all the way through with that one. Not a Forse una medaglietta arriva. Speriamo. Well, here we go with the replay and another chance to see. Yes, Cina, Overall, a real Spagna, joy to Italia. watch Ma this la Cina, athlete. ragazzi. And Italy E finished d'altronde ci sta. 3 bronzi oggi. Ok, la Cina, ragazzi, dopo i tuffi, sta facendo merdone anche nella ginnastica. Volteggio maschile. E chiudiamo il programma della 9ª giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020. This is the North Greenwich Arena. Vai. Packed to capacity for this next event. Well, we know this is going to be another tight event. Should be a good one for your commentators. Scusa? No, ho sbagliato, troppo difficile. Cosa devo fare? Ma come... Ma scusa, ma se non lo so? Doing themselves any favors there, not performing the vault Vabbè. they selected. Va bene, va bene. Missed opportunity there with the vault.
Here we go. The judges Ma score's coming in now. vaffanculo. So they've gone for the Adesso me lo dice. Perché non me l'ha detto? now. And executed correctly, that really could put them in contention. Boh, non ho proprio capito perché non me l'ha detto. Comunque, I should be pleased with that effort. Disastro italiano. Really good attempt. Well, it really was a disappointing Vediamo ultimi. performance. Cina, Francia e Germania. Attenzione. Not quite good Cina enough. 4 ore si è pigliata in questa giornata, Something to be proud of. France finishing second and take home the silver medal. And Francia, finishing with a bronze argento. medal, it's Germany. Germania, un bronzetto. Raga, ci becchiamo per il medagliere. Ragazzi, ecco il medagliere olimpico. Gli Stati Uniti e Italia rimangono con 20 ori e ci stiamo avvicinando al totale, ma ragazzi, sfida incredibile tra le due potenze. La Gran Bretagna si fa sotto però con 12 ori, la Cina poi 8 ori, Giappone 8 ori, l'Australia quindi scende di 2 posizioni. La Francia rimane sempre là. Da notare la Svizzera che fa un balzo incredibile con questi 2 ori incredibili. E poi che dire, sono entrate tante, la Germania sempre più in crisi, 4 medaglie totali, nessuna di oro. Entrano Costa d'Avorio, Angola, Ungheria, Egitto, quindi nazioni in più che arricchiscono l'albo d'oro e le medaglie di Tokyo 2020. Allora, scena del calendario olimpico per la giornata 10, siamo già alla 10ª giornata, ragazzi. Abbiamo ping pong, uomini e donne, tennis doppio maschile, tennis doppio femminile, kayak K1 uomini, kayak K1 donne, prevedo cose curiose, parallele asimmetriche e corpo libero, qua ci saranno le fotine da Atene. Ragazzi, siamo al giorno 10, Olimpiadi incredibili, ma manca ancora tantissima carne al fuoco e dopo la giornata 10 finalmente inizia il programma della regina degli sport, l'atletica. Ciao!